Lei ha dato del cretino a Salvini, ha detto se non se ne va via con le sue gambe andiamo noi a cacciarlo in via Bellerio. Non teme provvedimenti drastici nei suoi confronti? È stato chiaramente uno sfogo perché effettivamente sulla politica europea ci sono state delle lacune che sono state importantissime. Altro che scuse, al telefono con il direttore Luigi Baccialli in diretta su Focus, Gian Antonio D'Arè non fa nessuna marcia indietro, quel cretino rivolto a Salvini e riportato dalle cronache nazionali lo ha detto per davvero e senza rimpianti, soprattutto a fronte di alcuni sondaggi shock che darebbero la Lega alle europee poco sopra il 5%. L'ex segretario nazionale tira dritto, al leader nessuno sconto. Rimproveriamo il fatto che non si confronta con la base o comunque con le persone che magari hanno un ruolo anche così di primo ordine, perché la politica poi la si fa, è un gioco di squadra, non è che uno fa il leader, sì, puoi fare il leader, però bisogna confrontarsi con quelle che sono le realtà sul territorio. Ospite di Focus c'è anche Alberto Villanova, capogruppo Lega in Consiglio regionale. La sua posizione è solo apparentemente equilibrista. Non crede che da Milano possano arrivare provvedimenti, insomma ci sono state espulsioni per molto meno, no? nel Carroccio. No, non voglio pensare che ci siano provvedimenti, insomma Tony D'Arè fa parte della storia della Liga Veneta, ha ricoperto ruoli importantissimi anche in periodi storici molto difficili. Questo non è il momento non credo sia il momento di provvedimenti disciplinari, ma credo sia il momento di ritornare, come dicevo prima, a concentrarsi su quelli che sono i problemi dei veneti. Insomma, la stagione delle purghe è finita, fa intendere Villanova, pur tenendosi nell'ortodossia, così come Mario Conte, ma non è più un tabù per nessuno mettere in discussione la linea politica o iniziare seriamente a farlo. È facile quando le cose vanno bene esaltare un leader e quando le cose vanno male scopparlo fuori. È evidente che ognuno di noi deve fare autocritica, dobbiamo assumerci delle responsabilità. Se sarà necessario fare dei cambiamenti tematici lo dobbiamo fare tutti insieme, però credo che sia arrivato anche il momento della responsabilità nei confronti dei nostri elettori e dei nostri ex elettori, perché se qualcuno che ci votava ha deciso di non votarci più, un motivo ci sarà e sta a noi capire il perché.